Assessore Peroni, ci sono buone risultanze per quanto riguarda il rating Standard & Poor's per la regione Friuli Venezia Giulia? Certamente, direi che la buona notizia è anzitutto la conferma della valutazione che l'Agenzia ha dato quest'anno, valutazione che va esattamente nel senso degli anni precedenti, cioè per quanto riguarda la posizione diciamo isolata della regione, quindi non condizionata dal rating del paese, doppia A con meno, che per capirci è il rating della Cina, ecco, per avere un ordine di grandezza. Ma direi che al di là della conferma del voto è significativa la motivazione che è stata data alla base di questa votazione, facendo valere una serie di fattori, alcuni anche nuovi dal punto di vista dell'apprezzamento di Standard & Poor's. Tra l'altro le ottime relazioni col governo centrale dal punto di vista del risultato delle azioni di governo, la liquidità definita addirittura eccezionale, l'ottima gestione dei conti, quindi un quadro direi estremamente confortante, motivo di orgoglio e di assoluta certezza e stabilità del nostro quadro, che è il messaggio importante che viene dato ai nostri osservatori.